Appena preso il fatto e in attesa di valutare le esatte circostanze dell'accaduto e di eventuali ulteriori provvedimenti da attuare nei confronti del sacerdote, la diocesi ha provveduto immediatamente ad allontanarlo dalla parrocchia dove prestava servizio e da qualsiasi altro ambito pastorale a tutela della serenità delle persone coinvolte e di tutta la comunità. Queste le parole scritte dal vescovo di Padova, Claudio Cipolla, in una nota ufficiale per confermare la sospensione del sacerdote 73enne, collaboratore della parrocchia delle Cave a Padova, accusato di aver inviato una foto pornografica nella chat di WhatsApp riservata ai genitori dei bambini che riceveranno la comunione e la cresima. Una chat di adulti e non di minori, precisa la diocesi, dettaglio però che non limita l'imbarazzo della curia a seguito di questo nuovo scandalo. Dal sacerdote protagonista nessun commento, al momento dovrebbe trovarsi in una comunità di sacerdoti. Intanto il vicario della diocesi precisa che verifiche sono in corso per chiarire tutti gli aspetti di questa vicenda.